Un lungo serpentone di circa 200 Babbo Natale ha animato domenica mattina le strade e le piazze di Favara. Una mattinata speciale accompagnata da un tiepido sole che ha fatto da splendida cornice alla sesta edizione di Favara Christmas Run, la passeggiata dei Babbo Natale organizzata dalla ASD Favara Runners, ASD Fradici Runners, con la partecipazione del comitato di via Agrigento e dintorni, ASD Favara Pedala, ASD Aguara Bike e ASD Bike Favara. Una camminata di Natale per lanciare un messaggio di amicizia e di amore per la città e per i suoi cittadini. All'invito hanno risposto in tanti, uomini, donne e ragazze, per una salutare passeggiata mattutina, i bikers naturalmente in bicicletta. Il raduno in piazza Cavour alle ore 7:30, tra i primi ad arrivare il sindaco Antonio Palumbo con alcuni assessori. Il tempo di prendere il numero che poi è servito per partecipare all'estrazione di alcuni premi messi in palio da diverse attività commerciali di Favara e subito pronti per il via, non prima di una preghiera e la benedizione a cura di Don Calogero Lobello, parroco della chiesa dell'Itria. Il sindaco di Favara, anche lui in tenuta natalizia, il simbolo del Babbo Natale, per partecipare a Favara Christmas Run. Certamente non potevamo mancare, stamattina è una bella giornata di festa, siamo tutti qui in piazza con le bici, a piedi, ognuno vestito come crede, col cappellino, vestito da Babbo Natale per farci questa passeggiata per le vie della città. Un momento di aggregazione, di comunione, di condivisione. Ma certo, creiamo un po' di atmosfera, stiamo tutti assieme e facciamo un po' di sport che non fa male sicuramente. Padre Calogero, a piedi o in bike, oggi è la giornata e la passeggiata di Natale. Come dicevo ieri sera, si parlava di essere fradici, cioè di essere sudati, e il sudore è il segno di un buon cammino. Ecco, che il Signore ci possa accompagnare in questo cammino di Natale e ci possa portare veramente davanti alla grotta a contemplare il mistero della vita e soprattutto della nostra vita, che a volte smarriamo dalle cose del mondo. È un momento di aggregazione, di condivisione sicuro e anche di partecipazione a quelle che è tutta l'atmosfera natalizia di Favara. È un momento della Favara, oserei dire per bene, della Favara pulita, della Favara che scommette, della Favara che vuole crescere e soprattutto che vuole rinascere. E quindi è data questa possibilità a tutti. Belle iniziative organizzate con cuore e con amore per questo territorio. Quindi la marea rossa dei Babbo Natale, animata da Peppe Trupia e accompagnati nella loro passeggiata dalla musica del gruppo Associazione Musicale Grandi Lavori di Porto Empedocle, ha dato vita alla passeggiata con prima tappa in Piazza Madrice per la classica foto ai piedi della maestosa Chiesa Madre di Favara. Quindi, accompagnati dalla musica festosa tra un Jingle Bells e un Duscendi dalle stelle, il corteo dei Babbo Natale si è snodato per le vie cittadine per arrivare al Belvedere San Francesco per un'ulteriore foto in ricordo con il panorama della città alle spalle. Più snella la discesa verso il suggestivo passaggio al Ponte Tre Archi e quindi il ritorno di nuovo in piazza Cavour. Ad attendere il Babbo Natale, una fetta di panettone e un caldo bicchiere di tè, per finire con l'estrazione dei premi e l'omaggio di una bici per i bambini di Casa Betania assistiti da Suor Caterina. Quest'anno segue la sesta edizione della camminata dei Babbi Natale. Oggi, come vedete, ci sono più di 200 persone tra bici e a piedi, diciamo. E niente, cosa vogliamo dire? Dopo 3 anni di stop e 3 anni di fermo si rinizia, si ricomincia e oggi è una bellissima mattinata e niente, buon divertimento a tutti. E Favara ha condiviso, ha partecipato e un po' si è svegliata con questo lungo corteo di Babbo e Mamme Natale. Sì, come vedete è molto partecipata. Adesso facciamo questa lunga passeggiata, arriviamo in piazza e poi ci sarà una ricca colazione per tutti e tanti premi. Favara si sta preparando in una maniera estremamente coinvolgente ed entusiasmante a vivere la magica atmosfera del Santo Natale. Come diceva Don Calogero, ognuno interpreti in maniera compiuta il messaggio che il Natale porta ai cuori di ciascuno di noi e Favara credo che sia sulla buona strada perché condivide ed esprime con gioia e con grande entusiasmo i principi e i valori che il Natale ricorda a tutti noi e alle nostre famiglie, in termini anche di comunità in cammino.